Ufficialmente parte la nostra stagione turistica. Il 15 maggio è finalmente arrivato ed è la data che segna la riapertura degli stabilimenti balneari, un momento che il litorale veneziano stava attendendo con ansia. La distanza di sicurezza tra ombrelloni sarà 12 metri quadri, solo per determinate zone, mi riferisco soprattutto alla pineta dove c'è l'erosione, farò un'ordinanza che è possibile mettere gli ombrelloni a una distanza di 10,50 metri. Ci sarà anche da domani il servizio di salvataggio, quindi noi siamo pronti. Jesolo, Bibbione, Caorle, tutti sono pronti per accogliere i turisti e aprire ufficialmente la stagione in sicurezza, anche se un po' a rilento rispetto al passato. Sarà una partenza purtroppo lenta. Ci avviciniamo alle tradizionali feste tedesche di Ascensione e Pentecoste. Dovremmo vedere, uso il condizionale, dalla prossima settimana i primi ospiti di lingua tedesca, Austria, Svizzera, Germania, eccetera. Però non sappiamo con certezza se ne arriveranno abbastanza o abbastanza pochi. Bene che il governo abbia in qualche modo tolto la possibilità di fare la quarantena per gli ospiti, perché se arrivano con un tampone fatto un paio di giorni prima negativo oppure tanti, so che soprattutto in Germania e Austria e Svizzera sono già vaccinati col certificato di vaccinazione, a quel punto là possono tranquillamente venire in vacanza da noi. E intanto a Jesolo è già arrivata la prima coppia di turisti tedeschi, Rudolf e Zoya, che come fanno da 30 anni a questa parte non vedevano l'ora di partire per raggiungere il litorale. La settimana scorsa hanno preso questa decisione di venire in vacanza. Nessunissimo problema, anzi sono solo stati un attimo fermati alla frontiera, gli è stato chiesto la loro destinazione, loro hanno detto Jesolo, nessun problema, nessun controllo, hanno proceduto. Un giudizio positivo nei confronti dell'Italia da chi viene dall'estero. Assolutamente positivo, loro senza problemi e come tanti altri desiderano venire in Italia.